Ho deciso di tornare a parlare di questo argomento perché mi avete fatto dei commenti veramente interessanti con di spunti di riflessione non indifferenti, quindi andiamo a vederli in questo video. Colgo l'occasione per chiedervi di lasciare sempre dei commenti perché molto spesso gli argomenti dei nuovi video sono tratti dai commenti, quindi se avete qualcosa da chiedermi o realmente qualsiasi cosa, scrivete qui sotto. Come dico spesso nei miei video di diritto, è assolutamente necessario fare una distinzione tra i poteri del Parlamento e i poteri del governo. Quello del Parlamento è il potere legislativo, cioè di fare le leggi, mentre quello del governo è quello esecutivo, cioè di applicarle. Quando però vi ho parlato del decreto legge, nel video qui in alto a destra, vi ho detto che temporaneamente il governo può appropriarsi del potere legislativo che spetta al Parlamento. Questa invasione di campo è però prevista dalla Costituzione. E vi ricordo che la Costituzione è la massima fonte di legge nel nostro paese, quindi qualsiasi legge normale o regolamento vada contro la Costituzione non si applica sempre e solo la Costituzione. Ora, la Costituzione prevede che in caso di straordinaria necessità e urgenza il governo possa appropriarsi del potere legislativo. E questa eventualità calza a pennello con quello che sta succedendo adesso. La pandemia è un caso di straordinaria necessità e urgenza. E quindi stiamo sentendo in queste settimane di tantissimi decreti legge, decreto liquidità, il cura Italia, eccetera eccetera. Il fatto che il governo applichi questi provvedimenti, che ricordo avere forza di legge, si giustifica col fatto che c'è bisogno di una certa tempestività, bisogna che entrino in vigore subito. Il Parlamento è un organo molto lento, fare una legge richiede tantissimo tempo. Ho fatto già un video riguardo a come si fa una legge e lo trovate sempre qui in alto a destra. E chiariamoci, il fatto che il Parlamento sia così lento non è per forza un difetto, perché il Parlamento rappresenta la volontà dei cittadini ed è chiaro che nella volontà dei cittadini tutti quanti ci siano delle difformità, ci siano delle persone che sono d'accordo e delle persone che non sono d'accordo e visto che loro sono i nostri rappresentanti devono mettere d'accordo tutti e questa cosa richiede tantissimo tempo. Il decreto legge però non è l'unico modo con il quale il governo può disciplinare un argomento. Ci sono anche i regolamenti, parlato nello scorso video che trovate qui in alto a destra. Che cos'è un DPCM, che è un regolamento, chi lo emana, eccetera eccetera. I regolamenti, pur essendo subordinati alle leggi, quindi se vanno contro ad una legge non vengono applicati, viene applicata la legge che è sovraordinata, vanno comunque rispettati perché sono regolamenti appunto. Un regolamento interministeriale come il DPCM però non può entrare in vigore senza che ci sia un'approvazione da parte della legge. In pratica succede che il Parlamento deve dare l'ok ad alcuni ministri per fare un regolamento in merito ad una precisa materia. Questo significa che per farlo serve o una legge o un atto avente forza di legge. E ora veniamo all'inghippo che è il protagonista di questo video. Come mai questi DPCM non sono stati direttamente approvati dal Parlamento? Il Parlamento in via diretta non ha dato il suo consenso ai ministri per fare questi DPCM. Quindi che cosa è successo esattamente? La risposta è che l'autorizzazione, come ho detto prima, va data da una legge o da un atto avente forza di legge. Il decreto legge è un atto avente forza di legge, quindi il governo, Conte e tutti i ministri, si sono riuniti, hanno fatto questo decreto legge che approva il fatto che il governo possa fare dei regolamenti. Questa cosa è parecchio divertente e non è neanche la prima volta che viene fatta nella storia. In pratica il governo si dà da solo l'autorizzazione per fare dei regolamenti e il Parlamento è più o meno come questo meme. Quindi la domanda che ci poniamo è: il governo ha ecceduto i suoi poteri oppure questa cosa poteva regolarmente essere fatta senza violare alcuna legge e senza violare la Costituzione? La risposta che mi sento di darvi è abbastanza semplice e frutto di un ragionamento che adesso andremo a fare insieme. Il decreto legge è un provvedimento provvisorio e questo significa che nel momento in cui entra in vigore viene depositata in Parlamento la richiesta di approvarlo, quindi il Parlamento si riappropria del proprio potere legislativo. Io ho legiferato in merito, però solo per un certo periodo di tempo. Per far sì che questo periodo di tempo diventi illimitato, quindi questa diventi una legge, c'è bisogno che il Parlamento la approvi, quindi è esattamente il Parlamento ad avere il potere. Solo dopo averlo convertito diventa una legge vera e propria e va convertito entro 60 giorni, altrimenti decade ex tunc, cioè retroattivamente. Per farvelo capire meglio, è come se quel decreto legge non fosse mai esistito se non viene convertito in legge entro 60 giorni. Questo vuol dire che se ad esempio col mio decreto legge ti ho imposto di darmi 50 euro,
il decreto legge non diventa legge e a quel punto quei 50 euro te li devo ridare perché questa legge non è mai esistita. Per tornare al nostro caso, se il Parlamento non avesse convertito in legge il decreto Cura Italia, significa semplicemente che tutti i DPCM non avrebbero avuto nessun effetto né da lì in poi né da lì a prima. Quindi qui il pallino del gioco ce l'ha il Parlamento, è il Parlamento ad avere il potere. Il Parlamento ha deciso che il decreto Cura Italia andava convertito in legge e lo ha fatto. Si è già fatto, mi pare, il 24 aprile. Questo significa che tutti i DPCM sono indirettamente approvati dal Parlamento. In particolare questo decreto legge è stato convertito in legge con 229 voti favorevoli, 123 non favorevoli, quindi contrari, e 2 astenuti che non hanno votato. Quindi riassumendo, quello che è successo è che si è fatto un decreto legge nel quale si diceva che si sarebbero potuti fare altri DPCM e il Parlamento ha approvato tutto questo iter, quindi questo pacchetto di cose è assolutamente legale e approvato dal Parlamento. E a chi dice che questo genere di cose viola la Costituzione, io invito a leggere l'articolo 77 della Costituzione. Viene disciplinato appunto questo tipo di misure proprio perché in tempi come questi, di estrema necessità e urgenza, c'è bisogno di agire velocemente, non si può passare per il Parlamento. Attenzione però, perché con questo non voglio dire che questo tipo di strumenti siano sempre stati utilizzati in maniera corretta e seguendo le regole. Ci sono stati dei casi nella storia in cui si è usato anche in maniera malvagia e meschina. Se volete che ve li racconti, lasciate un commento qui sotto. Prima di lasciarvi alla definizione economica, vi invito a condividere questo video con tutte le persone che avete sentito che hanno detto questo DPCM è illegale, Conte ha cercato di prendere pieni poteri, o questa cosa va contro la Costituzione, eccetera, eccetera. Loro non hanno bene le idee chiare e questa cosa potrebbe realmente sembrare abbastanza tirannica. Tuttavia è assolutamente previsto dalla nostra Costituzione e anche assolutamente necessario in tempi come questi. Il governo è un organo complesso posto al vertice dell'intero apparato amministrativo dello Stato ed è composto, secondo l'articolo 92 della Costituzione italiana, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, che, a loro volta, costituiscono l'insieme del Consiglio dei Ministri.